Vicepresidente Marino Zorzato, questo appuntamento Agenda Digitale, però oggi con un focus particolare dedicato alle imprese. Che cosa ha fatto la Regione Veneto proprio su questo tema per le imprese? Beh, innanzitutto c'è spesso la convinzione che la parola agenda digitale sia un fatto pubblico, sia un fatto rivolto ai comuni, alle province, alla pubblica amministrazione, quasi che questo tema non riguardi il mondo dell'economia. Invece è il contrario, e allora oggi l'incontro è con le imprese tutte, con i mondi economici veneti, quindi artigiani, commercianti, industriali e chiunque è qua ci dia un contributo, per intanto dire quello che si è fatto: 73 milioni di spesa in banda larga in Veneto, iniziative sul cloud computing, iniziative sugli angeli digitali, sui laboratori artigianali, quindi molte cose di cui parleremo, ma per capire con loro se quello che facciamo è utile, se è compreso e in che direzione andiamo. Se il Veneto è la prima regione d'Italia su export, se il Veneto è la prima regione d'Italia per il turismo, in un mondo globale credo che queste due straordinarie opportunità vadano accompagnate con l'innovazione. E allora cosa c'è di più innovativo di agenda digitale? Ma soprattutto quello che conta è far sì che agenda digitale, innovazione, giovani, i nostri nativi digitali siano in condizione di proiettare il Veneto nel futuro, questo straordinario Veneto che resti straordinario e resti in qualche modo un punto di riferimento per l'Italia nel mondo.